Amici di Directa Sport, siamo a Ghilarza, benvenuti al Walter Frauda. Qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Ghilarza-Bosa e la 21esima giornata del campionato di eccellenza, con le squadre nel cerchio del centrocampo agli ordini del signor Federico Isu di Cagliari, che dirigerà la partita con la collaborazione degli assistenti Pietrina Fois di Nuoro e Francesco Serusi di Oristano. Noi andiamo a darvi lettura delle scelte iniziali dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dal Bosa, guidato quest'oggi da Nicola Giarletta, che sostituisce in panchina lo squalificato Salvatore Carboni, che schiera i suoi con Ackenza, Riu, Ongania, Ledda, Mattiello, Di Angelo, Paolo Carboni, Maida, Unali, Marco Carboni e Mastromarino. In panchina per la squadra rosso-blu ci sono Secchi, Lamin, Solinas, Madau, Pischeda, Avellino, Soru, Solinas, Antonio e Dieng. Per il Ghilarza, Fadda, Chessa, Kergia, Gutierrez, Cardia, Patteri, Opo, Azzei, Caddeo, Cossu e Samba. In panchina per la squadra guidata da Ivan Cirina ci sono Fadda, Mugheddu, Aurelio, Salaris, Ruba, Tupiu, Corrias, Mele e Cocco. Quasi tutto pronto per l'inizio della partita, l'abbiamo detto, 17esima, anzi 21esima giornata del campionato di eccellenza. Di fronte la quarta forza del campionato, il Ghilarza, forte dei suoi 34 punti, 11esimo invece il Bosa con 23, che ha 2 partite da recuperare. Ghilarza, che invece è una delle poche squadre ad avere disputato tutte le partite fin qui previste dal calendario del massimo campionato regionale. Si aspetta solo il fischio di Isu che darà il via alle ostilità. 21esima giornata di campionato che si completa con gli incroci tra Seminese Arbus, Budoni Ilva Maddalena, Castiadas Idolo, Guspini Italoro Gavoili, Punti Porto Rotondo, Monastir Cosmoto Ferrini, Nuorese Ossese e Villa Cidrese Sant'Elena. Gara iniziata da 10 secondi circa, ci prova subito il Ghilarza con il tentativo di percussione centrale di Samba e viene chiuso. Allora prova a distendersi il Bosa con Riu che cerca Marco Carboni, squadra rosso-blu che guadagna la rimessa con le mani. Ci ha provato subito la squadra di Cirina con il tentativo di incursione centrale in area di rigore di Samba, che è stato fermato ottimamente dalla retroguardia rosso-blu. Bosa che nel corso di questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione. Maglia rosso-blu, pantaloncini e calzettoni blu. Farà logicamente il contrario il Ghilarza, maglia giallo-rossa, pantaloncini rossi e calzettoni gialli. Tentativo da fuori di Maida, traiettoria insidiosa che però viene comunque ben controllata da Fadda, che si assicura del fatto che la palla termini la propria corsa sul fondo del campo, poi batte la rimessa dal fondo servendo Gutierrez, che a sua volta si appoggia a Chessa, va in orizzontale da Azzei, prova a lavorare palla Caddeo, recupera la squadra in trasferta, pallone giocato ora da Marco Carboni che intendeva servire un compagno, ha capito tutto Chessa che si è appoggiato ad Azzei, poi Caddeo termina a terra. Il miglior marcatore per distacco del Ghilarza, sono suoi 10 dei 23 gol segnati dalla squadra giallorossa, che non ha segnato tantissimo, ha subito ancora meno. Azzei da Chessa, ancora per il numero 7, palla orizzontale un po' insidiosa, l'intervento di Unali che oltre all'ottima chiusura difensiva ha anche trovato l'ultimo tocco di un avversario, motivo per cui il gioco ripartirà con una rimessa laterale in favore della formazione bosana, sul cui punto di battuta si porta Tullio Ledda. Viene incontro e riceve Di Angelo, poi Maida, il tentativo di imbucata per Mastromarino, attenta alla retroguardia giallorossa. Azzei, poi Patteri scarica all'indietro per Chessa, si stacca e riceve Gutierrez, coinvolto nella circolazione Massimo Fadda. Il
Kergia a cercare di trovare Caddeo, pallone lavorato non benissimo dal Ghilarza, allora il Bosa a costruire, Ledda da Di Angelo, Maida anticipato da Chessa, palla che termina in fallo laterale. Chiusura attenta, precisa e puntuale dell'ex giocatore, tra le altre, di Stintino, Nuorese e Sorso. Rimessa battuta da Di Angelo, Mastromarino forte e teso in mezzo, area di rigore vuota, pallone che termina innocuo sul fondo. Si è fatto un po' sorprendere qui la retroguardia del Ghilarza. Mastromarino ha messo una palla interessante nei 16 metri della squadra di casa, senza però trovare nessun compagno pronto alla deviazione vincente. Chessa, pressing di Maida che lo mette in difficoltà, Chessa si accovaccia sul pallone, non c'è fallo per Isu, allora si gioca con Maida, duello prolungato con Chessa che tocca per ultimo e arriva Di Angelo per l'esecuzione della rimessa laterale, palla troppo alta per un compagno che non riesce a controllare. Dovrebbe trattarsi di Marco Carboni. È già ripartito il Ghilarza con Kergia, rischia un po' il centrale del Ghilarza, lo aiuta Patteri, aggressivo Riu, ultimo tocco di un giocatore rosso-blu, rimessa per il Ghilarza, viene incontro per ricevere Patteri, pasticcia un po' sull'esecuzione di questo out la squadra di Cirina, rimessa laterale immediatamente bissata, salta di testa Riu, prova a mettere ordine Unali che però ha il problema di girarsi sul pressing avversario, allora Ledda, Mattiello, ancora dal numero 18, poi Di Angelo, palla orizzontale un po' pericolosa, Mattiello la prolunga per Unali, è buono l'anticipo di Cardia, il velo di Mastromarino, viene incontro Marco Carboni, cercato il numero 7, poi Gutierrez prima di Maida, Caddeo che ha provato ad accomodare palla per Samba, recuperato il Bosa, Mastromarino, un po' di campo per il numero 7, Mastromarino entra in area, Mastromarino prova a calciare con il destro, ha chiuso Fabio Kergia, centrale classe 1990, Bosa che guadagna l'out in zona d'attacco, il tutto quando siamo da poco entrati nel 7° minuto del primo tempo al Walter Frau di Ghilarza, ancora 0-0 tra Ghilarza e Bosa, allontana Patteri, incontro Samba, braccato da Mattiello, contatto ruvido tra i due, direttore di gara che sceglie di far giocare, è rimasto a terra Ndiaye Sheikh Samba, attaccante classe 2000. In apertura di telecronaca vi abbiamo ricordato quelle che sono le altre partite che compongono la 21ª giornata, classifica guidata dalla Ferrini con 43 punti, ne ha 5 in meno, ma anche 2 gare da recuperare l'Ilva Maddalena, a 36 il Taloro Gavoi, 34 punti per Monastir Cosmoto e Ghilarza, 33 per l'Ossese, 32 per il Sant'Elena, 31 per la Nuorese e 30 per la Villa Cidrese. Ad aprire la parte destra della graduatoria il Budoni con i suoi 29 punti, a 23 c'è il Bosa con l'Arbus, Portorotondo 18, Castiadas e Idolo 17, Guspinelli punti 14, Asseminese 12, questa è la fotografia del nostro massimo campionato regionale di calcio. Riu da Mastromarino, di prima bene per Marco Carboni, ancora attenta la retroguardia giallorossa che recupera palla, Oppo da Caddeo, quell'intervento in scivolata di Riu, Ghilarza che riparte da Kergia, Gutierrez, un po' di campo per Chessa,
Azzei, braccato da Di Angelo, ha recuperato Maida. Mastromarino con il tocco di tacco per un compagno che non c'è. Patteri, Oppo, aperto a destra, c'è Chessa, servito. Buca l'anticipo di Angelo, area di rigore Azzei, cerca Samba, la chiusura di Mattiello. Ancora Azzei che va giù con troppa facilità. Di Angelo non molla Samba, va a sradicare il pallone dai piedi e ci riesce. Poi va un po' a pestarsi i piedi con Azzei, prova a mettere ordine Patteri, bella giocata sullo stretto, va giù Patteri, c'è calcio di rigore per il Ghilarza. L'ottima giocata sullo stretto di Patteri che è terminato a terra nel contatto con un avversario, dunque massima punizione per gli uomini di Cirina. Ha già preso palla Mattia Caddeo. Azione originata dal recupero palla di Samba. Ancora prima l'anticipo bucato da Di Angelo che ha favorito la bella palla messa in mezzo da Azzei. Bosa che ha liberato ma non del tutto. Patteri si è ben destreggiato in aria. Ora il calcio di rigore. Va Caddeo. Passa in vantaggio il Ghilarza al 10° minuto del primo tempo. La trasformazione perfetta di Mattia Caddeo dunque cambia il risultato al Walter Frau di Ghilarza. È passata in vantaggio la squadra di casa con l'11° gol in campionato di Mattia Caddeo. Ghilarza concreto a trovare la via del gol alla prima occasione utile. In vantaggio dunque i giallorossi. Aveva intuito Ackenza. Caddeo ha trovato un grande angolo e il gol del vantaggio. Mattiello. Calcio profondo per Di Angelo, troppo profondo, rimessa dal fondo per il Ghilarza. Rimessa affidata a Massimo Fadda. Va profondo a cercare Samba. Mastromarino, 25 metri, si allunga il pallone, ha chiuso Gutierrez. Poi Unali da Maida va a commettere fallo su Chessa. Punizione per i giallorossi. Qualche lamentela per gli ospiti che già non avevano preso di buon grado la concessione del rigore. Punizione battuta dalla squadra di casa. Samba. Maida recupera palla e si rifugia da Ackenza, vicino da Ledda. Paolo Carboni torna dal suo numero 18 che scambia con Mattiello. Pressing di Samba, allontana Di Angelo. Di testa Kergia. Non ci arriva Paolo Carboni. Apertura per Azzei che cerca il secondo palo. Ci ha provato il Ghilarza. Da un esterno all'altro, da Azzei a Cossu. Palla troppo larga per il giovane numero 11. Un gol in campionato realizzato alla terza giornata su questo terreno di gioco, quando il Ghilarza pareggiò con la Ferrini. Prolunga la traiettoria di testa Cardia. Rimessa in zona d'attacco per il Bosa.
che cerca di scuotersi dopo il gol subito circa 3 minuti fa. Riu da Ongania, palla interessante in mezzo, libera Gutierrez di testa. Azzei, poi Caddeo a duello con Paolo Carboni, prende posizione, Caddeo lo fa in maniera irregolare, la punizione è per gli ospiti, questa è la decisione di Isu. Bosa riduce dal pareggio in quel di Pozzomaggiore contro l'Ossese, quando la rete di Paolo Carboni pareggiò quella segnata da Alessio Virdis. Ghilarza sconfitto invece nettamente sul campo della Ferrini, 3-0 il risultato finale nell'unica partita stagionale in cui i due uomini di Ciriano hanno subito più di 2 gol. La battuta di Mattiello alza la traiettoria Paolo Carboni. Massimo Fadda si protegge dall'attacco di Ongania, abbranca la sfera e poi la rilancia più lontano che può, là dove però c'è il solo Riu. Ongania perde palla sull'attacco di un avversario, la lavora Oppo. Kergia, Gutierrez, Azzei, aggressivo Di Angelo, raddoppio vincente di Maida. Ancora Di Angelo che è ricevuto da Marco Carboni, Paolo Carboni. Di Angelo, Ongania si impegna per tenere questo pallone in gioco e ci riesce. Mattiello, Ledda, Di Angelo, cerca un compagno da servire, lo trova in Paolo Carboni. Ledda, Marco Carboni, fallosamente Chessa, e poi si scusa con l'avversario. Punizione già battuta dal Bosa, Mastromarino si abbassa, lavora palla, la cede a Ongania. Fadda con un'ottima lettura ad anticipare il tentativo di taglio di Maida. Ora Kergia, Patteri, perde palla in una zona di campo abbastanza pericolosa il Ghilarza. Bosa che non riesce ad approfittarne. Paolo Carboni ha ricevuto da Riu, Bosa che ha buttato via la palla, può correre Azzei e può andare a puntare Ledda. Area di rigore Azzei, lo aspetta Ledda, mette palla sul destro, è fortunato anche nel rimpallo, poi prova a mettere palla dentro di testa, provvidenziale l'intervento di Mattiello. Calcio d'angolo per il Ghilarza, pronto a batterlo Samba. Cinque uomini in area, Samba riposiziona la sfera. Abbiamo detto 5 giocatori in area, 2 alle porte. La battuta di Samba, palla sul secondo palo, arriva a Kenza dopo il controllo difettoso di Alessio Cossu, che poi è andato a colpire in maniera anche decisamente pericolosa a Kenza, che è rimasto a terra dopo aver subito il fallo. Cossu che era stato perso dalla difesa del Bosa, per fortuna della formazione rosso-blu non è stato granché il controllo del più giovane titolare del Ghilarza, Alessio Cossu, ragazzo del 2003. L'arbitro che ha logicamente autorizzato l'ingresso in campo dello staff sanitario del Bosa. Si sta prendendo cura del giovane portiere, ex Civitas Tempio, Tommaso Ackenza. Il tutto quando siamo al 18° del primo tempo.
Da 8 minuti il Ghilarza è in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Caddeo. Mattiello pesca Maida, salta Kergia, fa lo stesso Marco Carboni, poi Cardia da Chessa che alza il campanile con l'interno del sinistro Paolo Carboni, ancora di testa Chessa, ancora Paolo Carboni, Unali perde palla sull'attacco di Azzei, poi Caddeo si abbassa e scarica sulla sinistra per la corrente Cardia. Taglio interno di Cossu, ben letto dalla retroguardia rossoblù. Riu Mattiello. Altra palla profonda a cercare Mastromarino. Con mestiere lascia sfilare Kergia. Fada raccoglie e va da Chessa. Ledda salta meglio di Samba. Paolo Carboni. Ancora Chessa senza troppi fronzoli, secondo campanile in pochi secondi per Chessa. La bella giocata sullo stretto di Alessio Cossu. È arrivato un fischio arbitrale. Ci deve essere stato un tocco del direttore di gara che ci siamo persi. Isu che rende palla al Ghilarza. Chessa. Kergia di prima. Ledda prima di Samba. Paolo Carboni. Poi Mastromarino prova a spostare Kergia. Un po' isolato in questa fase iniziale di partita il numero 7 del Bosa. Alessio Mastromarino, ex giocatore di Asseminese, Monastir, Cosmotto e Castiadas, tra le altre. Mastromarino che è andato a segno in 3 circostanze nel corso di questo campionato, l'ultima nella rocambolesca vittoria interna contro il Porto Rotondo, gara che terminò con il punteggio di 5-3. Scorta la rimessa dal fondo, o meglio ci prova Cardiano, molla Mastromarino che costruisce di fatto una potenziale occasione per i suoi recuperando palla. La rimessa è ora per il Bosa dopo il tocco aereo di Cardia. Sale per la battuta Ongania che andrà direttamente in area. Risale il campo il Ghilarza. Ledda. Pallone che Riu non riesce a tenere all'interno del perimetro di gioco. Ci avviciniamo a piccoli passi alla metà del primo tempo al Walter Frau di Ghilarza. Ricordiamo il risultato parziale 1-0 per la squadra di Ivan Cirina, la rete su calcio di rigore al 10° di Caddeo. Mastromarino. Marco Carboni cerca il taglio di Marco, anzi di Unali. Palla troppo profonda, ancora una volta vita facile per Fadda. Gutierrez con un po' di campo per andare. Si fa vedere Azzei che si protegge dall'attacco di un avversario. Bosa che recupera, Ledda da Mattiello, Maida la mette giù non benissimo, viene bruciato da Oppo che poi viene trattenuto dallo stesso numero 6 che rischia anche il giallo. Samba avrebbe gradito il movimento in profondità di Oppo, un po' fuori zona qui il numero 8 del Ghilarza, non se l'è sentita di prendere campo. Incomprensione con Samba e palla persa dai giallorossi. Marco Carboni, Unali, arriva Riu. Un po' di campo nel duello tra numeri 3, Riu prova a metterla dentro, sulla seconda palla ancora meglio. La squadra quest'oggi guidata da Giarletta, fasi non limpidissime di gioco. E palla che termina ancora una volta
in out. Si riparte dalle mani di Ongania. Di Angelo ha ricevuto da Mastromarino, prende il centro del campo Di Angelo, salta due avversari, si appoggia a Mastromarino, ancora Di Angelo, limite dell'area per il numero 22. Di Angelo la pettina con la suola, cerca un compagno da servire e allora si alza il pressing del Ghilarza che costringe il 22 rosso-blu a tornare indietro. Ongania da Mastromarino, la sponda di petto per Marco Carboni, ancora bene nella fase difensiva il Ghilarza. Di Angelo con l'esterno Paolo Carboni, allontana Chessa, secondo tentativo in pochi attimi per Paolo Carboni. Il secondo è decisamente meno preciso rispetto al primo. Sulla verticale c'è Azzei, lo cerca Chessa, non ci arriva Azzei. Caddeo, raddoppio vincente della coppia Leda Di Angelo. Poi Samba, aggressivo il Ghilarza, ancora una volta Di Angelo non riesce a girarsi. Maida con la Veronica, non c'è fallo sul numero 6 che rimane a terra. Gutierrez cambia gioco cercando e trovando Cosso, ancora a terra Maida. Gara che ora si ferma. Sembra molto dolorante il giocatore del Bosa che è rimasto a terra. Fatica anche a rialzarsi da solo Maida. Arriva nuovamente il medico sociale dei rossoblù. Una botta nella parte bassa della schiena Simone Maida. Altra interruzione per un infortunio dopo quello occorso ad Achenza. Interruzioni che in gioco a forza andranno ad allungare il primo tempo. Tanto Maida ha guadagnato il campo per destinazione, e anche se molto dolorante ancora, sembra pronto a rientrare sul terreno di gioco. La rimessa è per il Ghilarza. Non ci sono palloni da restituire perché le due squadre hanno correttamente proseguito la gara. Kossu cerca spazio. Tanto rientra Maida. C'è calcio di punizione per il Bosa, ha battuto Ongania. Achenza che torna dal suo numero 33. Si cerca Mastromarino, prima di lui Kergia. Poi a terra Mastromarino, arriva il fallo di Fabio Kergia che diventa il primo ammonito della gara al 27esimo, cartellino giallo per uno dei giocatori con la più lunga militanza in maglia giallorossa. Intervento duro su Mastromarino che continua a non trovare in questa prima parte di gara supporto dai compagni. Lui che si sta sbattendo non poco. Bosa che ha ancora fatto fatica a creare pericoli dalle parti di Fadda. Ci prova ora con il calcio di punizione di Mattiello. Battuta non granché. Ghilarza che ha recuperato palla, la tiene in campo Oppo, la allontana Riu. Oppo si accontenta della rimessa laterale che verrà ancora una volta battuta su quel lato di campo da Chessa. Incontro Caddeo anticipato da Paolo Carboni, poi Mastromarino, la spallata regolare di Gutierrez che si fa sentire. Duello tra pesi massimi, duello tra Mastromarino e Gutierrez. Paolo Carboni
Eccolo Mastromarino, che si protegge dall'attacco di un avversario, alla fine subisce il fallo tanto cercato. Paolo Carboni in orizzontale da Di Angelo. Va a prendere la fascia centrale Di Angelo, puntualmente raddoppiato. Dentro Marco Carboni, area di rigore riempita il giusto ancora una volta. Tanto il rimpallo sorride al Ghilarza, l'ultimo tocco è di Unali. Ricevuto Oppo. Mattiello allontana, poi Maida. Ongania, bene sullo stretto Gaston Ongania, poi Riu, Mattiello di prima per Ledda, cerca un po' di ritmo il Bosa. Campo per andare Paolo Carboni, altra palla in verticale, ancora una volta imprecisa e ancora una volta Fadda con tutta la calma del mondo a controllare e servire Kergia, che fa lo stesso con Patteri. Ancora l'estremo difensore ex Taloro Gavoi. Si alza timidamente il pressing di Marco Carboni, lancio lungo, colpo di testa di Ongania, poi Azzei, Chessa, si apre Azzei, Chessa viene dentro il campo, Samba di prima per Caddeo, ancora Samba, Cardia, Ledda anticipa Caddeo, meglio ora il Ghilarza sulla seconda palla. Chessa cerca il taglio di Azzei, palla interessante, giù Azzei nel contatto con Di Angelo, altro calcio di rigore per il Ghilarza. Bella traccia di Chessa che ha pescato il taglio dietro le spalle di Di Angelo di Azzei. Intervento in ritardo del numero 22 del Bosa e allora un déjà vu di quanto accaduto al decimo del primo tempo. Altro calcio di rigore per il Ghilarza, esattamente 20 minuti dopo il primo. Nuovamente duello individuale tra Caddeo e Achenza, è già pronto il 14. Danza sulla linea Achenza, fischia Isu, parte Caddeo sotto la traversa, ha raddoppiato il Ghilarza. Altro calcio di rigore, altra realizzazione, la 12ª in campionato per Mattia Caddeo. Si complica la partita del Bosa, 2 volte dagli 11 metri la squadra di Cirinà, che si ritrova avanti di 2 gol dopo aver creato di fatto 2 occasioni. Bosa invece che ha fin qui lasciato impensierito Fadda. E allora 2-0 al Walter Frau di Ghilarza dopo 32 minuti mal contati. Marco Carboni fermato da Azzei, che poi calcia il pallone sulla figura dell'ex Atletico Uri Latte Dolce Estintino Marco Carboni. Rimessa battuta da Chessa. Paolo Carboni dopo il tentativo di verticalizzazione di Oppo, Gutierrez a contatto con Mastromarino, non c'è fallo per Isu. Si abbassa e recupera palla Cossu. Gutierrez ha ricevuto da Cardia. Palla di ritorno per il terzino sinistro di Cirinà. Salta Ledda. Paolo Carboni prova a mettere ordine. Bosa che ha bisogno di una scintilla per entrare in questa partita. Mastromarino si libera di un avversario, arriva il raddoppio di Samba falloso e c'è il cartellino giallo verosimilmente per proteste per Oppo. Secondo ammonito per il Ghilarza dopo Fabio Kergia, un po' gratuita sta protesta di Oppo, che va a beccarsi la sanzione disciplinare in una situazione di decisa comodità per la sua squadra, che è in vantaggio di 2 gol. Abbiamo detto in precedenza, solo
in una circostanza nelle 20 gare disputate fin qui. Ghilarza ha subito più di 2 gol, ne ha subiti 15 in 20 gare fin qui disputate. E se i conti non sono sbagliati, prima di oggi 10 volte senza subire gol la squadra di Ivan Cirina. Punizione per Mastromarino, colpo di testa di Paolo Carboni, eccolo il primo intervento di Massimo Fadda che arriva al 34esimo. Sugli sviluppi del calcio di punizione, bellissima parata di Fadda, complicata dal fatto che la palla gli abbia saltato davanti. Arriva dunque l'occasione per il Bosa, che ora ne può costruire un'altra grazie a questo calcio d'angolo. Battuto ancora da Mastromarino, palla che rimane lì, calcia Di Angelo, alto. Ma c'è stato un tocco di un giocatore giallo-rosso. E allora secondo corner consecutivo per gli uomini quest'oggi guidati in panchina da Giarletta. E nuovamente Mastromarino sul punto di battuta. Ci sono 6 giocatori del Bosa in area di rigore con un altro al limite. Tanto si perde tempo nel tentativo di uno spettatore di rimettere palla in campo dalla tribuna. Attimi di goliardia. Dovrebbe essere quasi tutto pronto per la ripresa del gioco, anche se Isu ha qualcosa da dire a Gutierrez e a Maida. Fischia finalmente Isu. Batte Mastromarino, libera Samba, lo scatto di Kossu, il rimpallo con Ryu, l'ultimo tocco è del numero 3 rossoblu che poi ritarda la ripresa del gioco e si becca anche lui il cartellino giallo. Ammonito Leonardo Ryu. Continua a correre il cronometro. 9 minuti più recupero, che sarà di almeno un paio di giri di lancette. Ghilarza per ora avanti e in controllo. Oppo, bene sullo stretto, da Samba. Caddeo, può puntare Ryu, mette palla sul destro, poi sul sinistro. Palla nell'area piccola, controllata bene da Kenza, che poi rilancia lungo con il destro. Salta Gutierrez. Rimessa Bosa. Battuta da Di Angelo, Paolo Carboni. Marco Carboni, sponda per Maida che prova a chiudere il triangolo con il numero 21, poi Di Angelo prova a spezzare il raddoppio. Tonnara con 5 giocatori in poco meno di un metro quadro, poi Carboni con la suola, non si esce più da quel fazzoletto di campo. Alla fine c'è un fallo di un giocatore del Bosa, la punizione è per il Ghilarza. Attimi di calcio non limpidissimo al Walter Frau di Ghilarza. Continua a correre il cronometro. Gutierrez che lascia l'esecuzione del calcio di punizione a Chessa. Di Angelo,
lascia sfilare, arriva Kenza ai confini della sua area. Paolo Carboni, non bene per Ledda, fallo di Samba, punizione Bosa. Battuta da Mattiello, Paolo Carboni, incontro Marco Carboni, prende campo Mattiello, Unali, taglio di Mastromarino, chiusura della squadra giallorossa, poi Caddeo si protegge dall'attacco di Ledda che lo travolge irregolarmente, ha rischiato anche lui il giallo. 3 fin qui gli ammoniti sono Kerge e Oppo da una parte e Riu dall'altra. A terra Caddeo che con anche un po' di mestiere guadagna qualche secondo. A terra Caddeo e allora altro intervento, altra pausa, si riduce ulteriormente il tempo effettivo di questo primo tempo. I 2 calci di rigore per il Ghilarza e un'occasione per il Bosa. Non tantissimi spunti di cronaca offerti da questa prima frazione che volge ormai al termine. Ancora a terra Caddeo. Prossimo turno Ghilarza sarà impegnato nella trasferta contro l'Ilva Maddalena, mentre il Bosa ospiterà la Nuorese. Ilva Maddalena secondo con 2 gare in meno, in caso di vittoria guadagnerebbe la vetta scavalcando la Ferrini, chiaramente in caso di vittoria in ambo le sfide da recuperare. Nel frattempo si rialza Caddeo senza grossissimi problemi, come accade nel 90% di queste circostanze. Tanto tempo perso, poco calcio giocato. Punizione affidata a Chessa. Salta Ledda. Di Angelo evita la pressione di Patteri, Ghilarza che però rimane altissimo. Qua riceve tra le linee Unali. Marco Carboni, 20 metri. Marco Carboni allarga per Mastromarino che prova a metterla con il destro, trova la figura di un avversario, ancora Mastromarino. Riu di prima, non ci arriva Marco Carboni, libera Gutierrez. Mastromarino ai 20 metri, va giù, non c'è fallo, Oppo, poi Ongania, male con il sinistro. Rientra Caddeo. Che con le 2 reti realizzate quest'oggi è salito a quota 12 in campionato. Rinvia male Fadda. Lui stesso il primo ad accorgersi della sua imprecisione. Mattiello. Ledda. Di Angelo. Paolo Carboni. Altra palla in verticale. Ghilarza che aspetta con la linea difensiva non altissima. Queste palle sono state spesso, se non sempre, preda degli uomini di Cirina. Paolo Carboni. Ledda. Di Angelo. Maida. Attento Chessa, scambia con Azzei, dialogano sullo stretto 2-7, poi Azzei triplicato.
Arriva il fallo subito da Maida. Ha battuto Di Angelo decisamente male. Ghilarza che ha allontanato sensibilmente la palla dagli ultimi 30 metri di campo. Bosa che è costretto a ripartire dai suoi 16 metri. Ackenza da Ledda. Di Angelo prende campo Mattiello. Di Angelo non se la sente di andare da lui, allora Ledda per Ackenza. Si apre Ongania. Ackenza cerca Riu che si impegna, la tiene in campo da un numero 3 all'altro. Cardia da Patteri, chiude il triangolo, poi Kergia con l'interno del sinistro, Mattiello con l'interno del destro. Riu fallo laterale per la squadra rosso-blu quando è iniziato l'ultimo minuto del primo tempo, che non finirà al 45esimo. Chessa corre a 6, traiettoria che si allarga. Guadagna il punto di battuta Tullio Ledda. Si abbassa Mastromarino. Di Angelo attaccato da Patteri, Mattiello, Paolo Carboni. Mastromarino, Marco Carboni da Unali, 25 metri, calcia Unali, palla alta. Buona trama qui del Bosa. Non c'è però precisione nel destro di Alessandro Unali. È iniziato il recupero nel frattempo. Rinvio di Fadda. Ongania. Colpo di testa largo. Ghilarza che può chiudere il primo tempo in avanti. Mattiello, Riu elude l'intervento di Cossu. Punizione per il Bosa, la batte Ongania. Ledda. 46-20. Mastromarino. Di Angelo può puntare Chessa. Di Angelo mette palla sul destro. Arriva il raddoppio della difesa, palla sul secondo palo. Fadda prima con la mano, poi a travolgere un compagno, poi a cancellare il pericolo. Profondo Chessa. Allontana Ledda. Chessa in anticipo su Marco Carboni, poi Mastromarino spalla alla porta. Paolo Carboni. Maida porta fuori Gutierrez, palla in aria ancora una volta riempita non benissimo dai giocatori rossoblu. Maida da Di Angelo, cerca il gol il Bosa in questi attimi finali di primo tempo. Tiro di Di Angelo non è granché. Caddeo per Samba, aspetta l'arrivo dei compagni. Bravo qui Samba a non servire Cossu che si stava muovendo sì, ma oltre la linea difensiva rossoblu. Addormenta il possesso il Ghilarza. Chessa Azzei e viceversa. Fadda. Alto, lungo e largo, rimessa Bosa. Paolo Carboni.
Tocca Patteri, calcia lontanissimo anche con un po' di frustrazione Mattiello. Poi Mastro Marino sposta regolarmente Gutierrez e questa l'ultima giocata del primo tempo, fischia 2 volte Federico Isu di Cagliari. Rientrano negli spogliatoi Ghilarza e Bosa, 2-0 il risultato in favore della squadra guidata da Ivan Cirinale, reti entrambe su calcio di rigore al 10° e al 31° di Mattia Caddeo. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare, ci risentiamo tra circa 15 minuti per la diretta del secondo tempo dal Walter Frau di Ghilarza. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, bentornati live dal Walter Frau di Ghilarza. Sta per iniziare il secondo tempo di Ghilarza-Bosa, 21esima giornata del campionato di eccellenza. Primi 45 minuti andati in archivio con la squadra di Cirinà in vantaggio con il punteggio di 2-0, le reti entrambe su calcio di rigore firmate al 10° e al 31esimo da Caddeo. Primo tempo non ricchissimo di emozioni, in cui il Ghilarza ha capitalizzato al meglio le poche chance capitate, una sola occasione per il Bosa con un grande intervento di Massimo Fadda a preservare quello che sarebbe l'ennesimo clean sheet della eccellente stagione difensiva del Ghilarza. Secondo tempo iniziato da qualche secondo, Bosa che prova immediatamente a rientrare in partita, allontana Gutierrez, poi Unali, Ledda, un po' di campo per il numero 18, lavora a palla il Bosa che ha faticato, come abbiamo già detto, a creare pericoli dalle parti di Fadda, ne ha creato solo uno. Gutierrez, Di Angelo, apertura sulla sinistra per Dieng, che è subentrato in questo avvio di secondo tempo. A breve cercheremo di capire al posto di chi. Potrebbe essere Ryu il giocatore ad essere stato sostituito. Calcio d'angolo da sinistra, cerca la volée Maida che cicca la conclusione, ci prova anche Marco Carboni che calcia sulla figura di un avversario. Nella fattispecie si trattava di Alessio Cossu. Ci prova con orgoglio il Bosa. Di Angelo, fermato da Cardia. Riparte il Ghilarza con Caddeo, Ongania gli soffia palla e poi prova l'escursione nell'ultimo terzo di campo. Ha recuperato Patteri. 30 metri palla al piede, se non di più, per il numero 4 che poi viene fermato da Unali. Dieng gli soffia palla a Zei, poi la rimessa è per i giallorossi, che in caso di vittoria quest'oggi salirebbero a quota 37 in classifica. Il servizio per Cossu in area di rigore, si alza la bandierina dell'assistente numero 1 Pietrina Fois di Nuoro, che completa la terna arbitrale composta dall'altra bandierina di Francesco Serusi di Oristano e dal fischietto di Federico Isu di Cagliari. Prova a costruire dal basso il Bosa con Leda che va da Ongania. Ha chiuso la linea di passaggio, scusate Oppo, poi Ongania ha conservato il possesso per i suoi. Mastro Marino prova a metterla con il destro, ha respinto Kerja. Rimessa per la squadra quest'oggi guidata in panchina da Giarletta, che come
abbondantemente ricordato nel primo tempo, sostituisce lo squalificato Salvatore Carboni. Maida si allunga e allontana Gutierrez, non può tenere il pallone in gioco Chessa, e allora con le mani andrà Dieng, dentro per Marco Carboni. Ancora una volta ottimo intervento di Gutierrez. Samba, intenzioni dal numero 22 giallorosso, ben lette qui da Carboni. Rimessa per Ledda. Samba non controlla, poi il duello con Paolo Carboni. Altro out, stavolta per la squadra giallorossa. Paolo Carboni a subire il fallo di Samba. Punizione già battuta dal Bosa, che prova, deve velocizzare. Ongania. Ackenza. Ledda. Incontro Paolo Carboni. Ledda. Ackenza allontana con il mancino. Mastromarino. Ongania. Paolo Carboni di prima per Di Angelo. Ancora una volta attenta la retroguardia del Ghilarza con Cardia che scorta la rimessa dal fondo. Lungo Fadda, colpo di testa di Ledda, poi lavora palla Patteri, la prendo sulla destra per Azzeici, è buttato dentro Caddeo, in area Samba e Corsu. Caddeo frena, perde palla sull'attacco di un avversario. Bosa che però non riesce a liberare definitivamente. Caddeo a terra nel duello con Unali, non c'è fallo del numero 15 rossoblu. Poi Paolo Carboni si alza e la pressione di Chessa, tiene palla in gioco Patteri. Poi Caddeo a sradicare palla dai piedi di un avversario. Ledda si arrangia in qualche maniera. Poi Chessa, Mattiello, si abbassa Mastromarino, livellato al suolo da Gutierrez, che ha fatto sentire tutto il suo tonnellaggio, travolgendo Alessio Mastromarino, dando così origine al piazzato per il Bosa, un paio di metri prima della linea mediana. Direttore di gara che richiama a sé Gutierrez, cartellino in mano per il direttore di gara cagliaritano. Cartellino giallo dunque anche per Pablo Gutierrez, quarto ammonito della gara, terzo per il Ghilarza. Punizione affidata a Mattiello, 9 minuto nel secondo tempo. Tiene il doppio vantaggio del Ghilarza. Calcia Mattiello. Mastromarino, sponda per Ledda che non trova l'appuntamento con la conclusione al volo.
E allora Fadda controlla prima con i piedi e poi con le mani. Controllo orientato, fatto molto bene da Azzei, che poi viene in qualche maniera fermato. Patteri dentro a cercare Cossu, che a sua volta prova a metterla sul secondo palo. Ottima lettura di Ackenza, che esce e blocca. Marco Carboni ad anticipare anche il compagno Mastromarino, che poi prova a fare tutto da solo. Alla fine viene fermato da Chessa. Leda spostato in maniera ritenuta regolare da Azzei. Stop difettoso qui di Caddeo. Rimessa per il Bosa, squadra rosso-blu in campo con Ackenza, Dieng, Ongania, Leda, Mattiello, Di Angelo, Carboni, Paolo, Maida, Unali, Marco Carboni e Mastromarino. Per il Ghilarza Fadda, Chessa, Kergia, Gutierrez, Cardia, Patteri, Oppo, Azzei, Caddeo, Cossu e Samba. Mattiello, Mastromarino, Di Angelo, mette palla sul mancino, va da Paolo Carboni che chiude il triangolo col suo compagno di squadra. Ottima chiusura di Cardia, prova a correre Azzei, rallentato da Ongania, non molla Azzei, non molla neanche Ongania. Dieng, Chessa ha fermato Marco Carboni, rimessa già battuta. Dieng, Maida, Mastromarino, Marco Carboni, bella palla dentro per Maida, che però è in fuorigioco. Lungo Fadda, Mattiello, Di Angelo, Mastromarino fermato da Kergia irregolarmente. Calciato Mattiello, profondissimo, quasi in porta, alza in angolo Fadda. Dalla bandierina Mastromarino arriva anche Ledda dalle retrovie. Calcia il numero 7, traiettoria tagliata che termina sul fondo, dal lato opposto rispetto a quello da cui era stato battuto il corner. Primi 13 minuti del secondo tempo che sono andati via senza particolari sussulti. Con calma, ma non benissimo Fadda. Paolo Carboni da Marco Carboni, arriva a Dieng. 1 contro 1 con Chessa. Arriva il raddoppio, Dieng la mette bassa in mezzo, allontana Oppo. Mattiello ha scambiato con Ledda.
Mattiello, Ackenza, incontro Paolo Carboni, si abbassa per lavorare questo pallone, dare un po' di ordine alla manovra di un Bosa che sta faticando a creare pericoli dalle parti di Fadda. Chiusura aerea di Cardia. Unali ricevuto dalle mani di Di Angelo, poi Ongania, ancora Unali. Di Angelo si butta dentro Maida, colto in controtempo dal servizio del compagno, poi Kergia a recuperare palla, a subire fallo da Simone Maida. Si abbassa Kergia, Fadda non si fida e va a lungo. Ongania, Mattiello attaccato da Samba, lo aiuta lo stesso Ongania, poi Di Angelo fermato da Oppo. Caddeo si libera di Ongania, sale Chessa, Azzei, Caddeo dà un'occhiata alla porta, vertice dell'area di rigore, ancora Caddeo, arriva il raddoppio della retroguardia rosso-blu. Caddeo prova a liberarsi nei pressi della linea del fallo laterale, va giù, non c'è fallo, palla che termina pian pianino sul fondo. Si muove qualcosa sulla panchina del Ghilarza, pronti due cambi. Esce Cardia ed entra Valentino Aurelio. Questo è il primo cambio di Ivan Cirinà al 16° della ripresa. Arriva anche il secondo, esce Samba, appena ci darà le spalle vi diremo chi è il giocatore subentrato. Si tratta di Giacomo Cocco, esterno basso sinistro, classe 1984, uno dei giocatori più esperti non solo anagraficamente a disposizione di Cirinà, lui che ha giocato anche con Sorso e Latte Dolce, debuttando anche in Serie D nella squadra allora allenata da Pierluigi Scotto. Paolo Carboni, Unali, Marco Carboni, Dieng la mette in area di rigore, ha chiuso Gutierrez. Paolo Carboni che fa giù, fallo di Aurelio. Punizione già battuta, Mattiello calcia da lontano, Fadda sicuro. Kergia, Oppo, Chessa, Caddeo, spalle alla porta, Oppo di prima, a cercare e trovare solo per un attimo Azzei, ancora Caddeo, 20 metri, il destro di Azzei ha bloccato Ackenza che ha fatto buona guardia sul suo palo. Al tiro di Mattiello ha risposto Matteo Azzei, tutto facile per gli estremi difensori, interventi non impossibili, punteggio che rimane sul 2-0 grazie alla doppietta su calcio di rigore di Caddeo. Unali, Paolo Carboni, Dieng, punta a Chessa che sta bene con lui. Ledda,
Caddeo, strattonato irregolarmente, anche in maniera un po' ingenua qui da Carboni. Caddeo che tira fuori un calcio di punizione in evidente inferiorità numerica. Di Angelo non controlla Paolo Carboni, Caddeo al limite, prova a far girare il destro, palla che termina sul fondo, ha cercato la tripletta Caddeo. Ora Mattiello, Ongania, Ackenza, Ledda, si muove Marco Carboni, difficile raggiungerlo, allora si butta dentro il 21. Ledda cerca uno tra lui e Mastro Marino, trova la testa di Chessa, meglio il Bosa sulla seconda palla. Chiusura provvidenziale di Cossu. Ongania, palla sul destro, Ongania da fuori, alto. Avvicendamento anche per il Bosa. Esce Maida ed entra Alessandro Pischedda. Secondo cambio per la squadra rossoblu. Ne ha effettuati altrettanti il Ghilarza. Fadda da Cocco che allarga la traiettoria di testa, scambia con Cossu, poi va in profondità a cercare Caddeo che prende il tempo a Ledda, aiutato da Mattiello. Cossu, cambio di gioco per Azzei, ben letto da Di Angelo, Dieng non la tiene viva. Azzei, Chessa profondo da Caddeo, ha chiuso Ongania, poi Mattiello da Unali a Ledda. Si alza la pressione di Patteri che da mediano nel centrocampo a 2 va a prendere il braccetto di sinistra della linea 3 di Ledda. Marco Carboni, poi il tocco di Chessa, arriva Paolo Carboni, allarga sulla destra per il nuovo entrato Pischedda che ha provato a verticalizzare, ha chiuso Cocco. Ongania, palla pericolosa che Mattiello lascia sfilare saggiamente, controllo di Ledda, poi Di Angelo che ha cambiato fascia, ora gioca a sinistra dopo l'ingresso di Pischedda, il taglio del numero 20. Traiettoria troppo stretta, ancora una volta tutto facile per Fadda che poi si accovaccia sul pallone. Cocco profondo con il prediletto piede sinistro. Mattiello là dove però c'è solo Patteri. Chessa in verticale là dove c'è solo Ledda che può andare con calma e precisione da Di Angelo. Paolo Carboni, un po' di campo ora per il numero 16, si abbassa Marco Carboni, altro taglio di Pischedda, altra palla imprecisa, altra uscita di Fadda. Gutierrez, Chessa, ora gestisce bene il Ghilarza. Patteri, Chessa da terzino a terzino, controlla Cocco. Caddeo, lo ferma Ongania. Dieng, bravo qui Patteri sullo stretto, forse subisce fallo
si gioca, il possesso è per Cocco che dà un'occhiata a Caddeo che controlla con la spalla, bravo Ongania a rubargli palla, Paolo Carboni, Unali, Ledda. Oppo allarga là dove Azzei non c'è. Altra sostituzione nel frattempo in casa Bosa, è uscito Unali ed è entrato Lorenzo Avellino, giovanissimo, classe 2005. Prova a puntare sulla freschezza del 30 al Bosa per dare un senso a questi ultimi 20 minuti di poco abbondanti che separano le due squadre dal triplice fischio. Ongania, Paolo Carboni in verticale, Mastro Marino prova a fare la guerra con Kergia, palla che va a finire direttamente sul fondo. Ora 3-4-1-2 per il Bosa con Marco Carboni a supporto di Dieng e Mastro Marino. Sugli esterni ci sono Pischedda e Avellino. Anzi, Pischedda e Di Angelo con Paolo Carboni e Avellino a comporre il duo di centrocampo. 11 completato dal terzetto di difesa Ongania, Mattiello, Ledda, e dall'estremo difensore Achenza. Questo è lo schieramento attuale con cui il Bosa prova a rientrare in partita sotto di 2 gol a meno di 20 minuti dal termine. Kergia, Cocco con calma, bene da Kergia. Bosa che recupera palla con Paolo Carboni, Marco Carboni, bene sullo stretto, ne salta uno, non il secondo. Cocco porta palla al 19, Caddeo, Patteri, arriva Chessa, dentro per il grande taglio ma in posizione irregolare di Alessio Cossu. Arrivano comunque gli applausi convinti del pubblico di casa. Mattiello, Cocco, anticipo secco su Mastro Marino, poi esagera e perde palla sull'attacco di Pischedda. Mastro Marino, 25 metri, Mastro Marino calcia col sinistro, Fadda con una mano. Kergia, Patteri, ancora Chessa, ha chiuso Ledda, poi Dieng irregolarmente su un avversario, punizione per il Ghilarza. Ha subito fallo, se non sbagliamo, Patteri. Così è. Calcio di punizione per la squadra di Ivan Cirina, che gestisce con pazienza il vantaggio e il ritmo della gara. Cocco, un'occhiata a Azzei, alla fine arriva il pallone profondo per il taglio di Caddeo, che si era mosso oltre la linea difensiva bosana. Ledda da Di Angelo, prova a prendere campo, a sfruttare la sua gamba, esterno ora a sinistra del Bosa. Mattiello, Gutierrez senza troppi fronzoli, trova Caddeo che si libera di 2 uomini, non molla Paolo Carboni, ma il Ghilarza ne ha di più.
Il servizio per Kossu, imbeccato da Azzei, ancora in fuorigioco. Cocco va giù e subisce fallo da Mastromarino. La battuta di Cocco è un omaggio per Achenza. Di Angelo, Avellino, sfida Chessa che lo chiude. Ultimo tocco del numero 30 in maglia rosso-blu. Copione del secondo tempo che ricalca un po' quello del primo, non tantissime emozioni, non tantissime palle gol. Pischedda dialoga con Ongania. Avellino, Di Angelo. Pischedda in area di rigore, Pischedda la mette, colpo di testa di Di Angelo, largo non di molto. A terra Cocco. Nel frattempo nel Bosa è entrato anche Lamin. Si è rialzato Cocco. Dieng allarga per Di Angelo, un'occhiata in mezzo, lo aspetta lì Chessa. Di Angelo perde l'abbrivio per il traversone e allora va al limite per il bel movimento di Paolo Carboni, spalle alla porta Carboni, si gira, calcia, respinge Kergia. Ongania, Marco Carboni, palla bassa in mezzo, si allunga Gutierrez, palla che rimane lì, tentativo quasi aereo di Dieng. Bosa che trova il calcio d'angolo, prova il massimo sforzo per rientrare in gara la squadra di Giarletta. Marco Carboni lungo per tutti. L'ultimo tocco è di Cocco, la rimessa già battuta dei rossoblù, non riesce a metterla in mezzo Dieng. Non la tocca Azzei. Allora Di Angelo a cercare Avellino, trova la punizione. Mattiello, Gutierrez, Caddeo in qualche maniera, non bellissimo da vedere ma comunque efficace nel controllo. Kossu, Cocco, Fadda, Di Angelo dopo il colpo di testa di Pischedda. Dieng, 20 metri Dieng, difesa del Ghilarza che come al solito
collassa molto bene con ottimi tempi sul portatore di palla. Palla per Ongania che si sacrifica, tiene palla in gioco, la calcia su un avversario, guadagna la rimessa laterale. Lamin a spostare Kerja, Mattiello, Di Angelo, Di Angelo prova a fare tutto da solo, salta a 3 avversari, grande giocata di Di Angelo che poi la mette in mezzo, calcio d'angolo per il Bosa, eccellente giocata individuale per Luca Di Angelo. Altro tiro dalla bandierina per gli ospiti, pronto a calciarlo Mattiello, palla che gira quasi in porta, Fadda si arrangia in qualche maniera, ha cercato e non è andato troppo lontano dal gol olimpico Mattiello. Paolo Carboni, Ledda, Ackenza, sfiora Ongania, Paolo Carboni, poi Oppo e adesso Patteri, allarga per un compagno che non c'è. Dieng prende la linea di fondo, palla sul primo palo, attaccato non benissimo da Lamin e poi l'irregolarità commessa da Azzei. Punizione già battuta, Dieng in area, Fadda sicurissimo. Da un portiere all'altro, da Fadda ad Ackenza. Paolo Carboni. Di Angelo, Mattiello, Avellino. Mattiello. Sale l'ex giocatore dell'Usinese, poi Lamin da Paolo Carboni. Ongania, Di Angelo, Dieng, Cocco calcia addosso a Marco Carboni, linea di fondo per Marco Carboni che chiedeva il fallo di Cocco. È pronto un cartellino giallo per Marco Carboni che viene sventolato ai danni del 21 del Bosa. Diventano così 5 gli ammoniti della partita. Vergognati! Sei a 2 metri, non lo vedi il calcio senza palla! E fatene la vergogna, vai! Ma chi ti fa andare avanti? In Serie D, arbitri! Vergognati! Altro cambio in casa Ghilarza. Pronto a entrare Marco Corrias. Esce Matteo Azzei. Si spezzetta ulteriormente la partita. Si trascina stancamente verso l'epilogo. Meno di 7 minuti, scusate, al termine. Più recupero chiaramente.
Chessa scambia con Fadda e poi calcia lungo. Controlla Caddeo, Paolo Carboni, Ledda, Paolo Carboni, fallo di Corrias, punizione già battuta, Mattiello, Paolo Carboni, Lamin, Ongania, Mattiello, Di Angelo, Lamin al limite, calcia, strozzato, diventa quasi un passaggio per l'inserimento di Avellino, anzi di Pischedda. Altra rimessa per il Ghilarza, sempre più vicina, o meglio vicino a quella che sarebbe la 10ª vittoria del suo campionato, che consentirebbe agli uomini di Cirinà di salire a quota 37. Per il Bosa sarebbe la 10ª sconfitta invece. Ledda, Mattiello, Non sbagli mai, quando non fischi non sbagli mai, né da una parte né dall'altra. Marco Carboni, Tutta la partita così. Dieng, contrasto durissimo a metà campo. Il fischietto ti hanno dato per usarlo. Sono scintille ora nei pressi del direttore di gara. Gara che sta sfuggendo un po' di mano al direttore di gara. Arbitro che deve logicamente fischiare per autorizzare la ripresa del gioco dopo che lo stesso è stato fermo da un bel po'. Non una bella partita fin qui, va detto. Punizione di Mattiello, la sporca la barriera. C'è un giocatore del Bosa a terra. Arbitro che non ravvisa alcuna irregolarità. Si rialza Paolo Carboni. Servito Marco Carboni. Palla dentro. Fadda. Legge bene alle porte dell'area piccola. Cocco. Lancio lungo a cercare Caddeo. Salta Ledda. Poi Aurelio. Viene fermato da Pischedda. Rimessa giallo-rossa. Avellino a recuperare palla in tandem con Pischedda, poi Dieng, Mattiello di prima per Di Angelo. Sta arrivando Ongania, palla troppo lunga, Ongania la tiene in campo ma in equilibrio precario, allora recupera Oppo, poi Cocco tra le gambe di un avversario. Ultimo tocco Paolo Carboni, out per il Ghilarza. Non bene Pischedda. Sostituzione Bosa. Esce Paolo Carboni. Entra Davide Soru con la maglia numero 2. Queste scenate ti distingui, in campo non vali niente, poi vai lì a rompere le scatole.
Rimessa in zona d'attacco per il Ghilarza, regalata al Bosa, sponda di Lamin, prova a correre Di Angelo al limite, servizio per Lamin che la mette sul destro, non riesce a calciare, ancora Di Angelo, Ongania, 20 metri, da fuori Carboni alle stelle. Battuta lunga di Chessa, non ci arriva, di testa Caddeo. Bosa con non troppa convinzione, la caccia del gol della bandiera, alza questa traiettoria a Chessa, gioco nuovamente per l'ennesima volta fermo, non si gioca mai al Walter Frau. Gara che è ripartita, nel frattempo i parziali dagli altri campi con la vittoria dell'Arbus larga 5-1 sulla Seminese, 1-1 tra Budoni e Ilva Maddalena, Idolo vantaggio per 3-0 sul campo del Castiadas, 3-1 per il Taloro Gavoi in quel di Guspini, 2-2 tra Lipunti e Porto Rotondo, 4-3 tra Monastiri e Ferrini. Ossese in vantaggio al Frogheri contro la Nuorese, 1-0 e 0-0 tra Villa Cidrese e Sant'Elena. Di Angelo, Mattiello, Avellino, ancora da Mattiello, si fa vedere, riceve Dieng, Di Angelo al limite, conta i passi, calcia su Cocco. Salta Cocco. Kossu si libera di Soru che lo ferma irregolarmente. Punizione affidata a Cocco, siamo ben oltre il secondo minuto di recupero trascorso. Un'occhiata al cronometro, Cocco sventaglia per il numero 10 Aurelio, in qualche maniera la tiene in campo ma non conserva il possesso della sfera. Con tutta la calma del mondo il Ghilarza a battere la rimessa. Ultimo tocco di Avellino che ha fermato Caddeo. Alza la gamba Dieng, si gioca. Soru ha capito tutto Cocco. Marco Carboni, Cocco in vantaggio su Lamin, si gioca, Cocco a terra, pallone recuperato dal Ghilarza ma solo per un attimo. Marco Carboni,
Di Angelo, spalle alla porta, Cocco senza fallo a rallentarlo. Ancora Di Angelo, chiude la linea di passaggio Patteri. Molto bravo qui sullo stretto Cossu, che subisce fallo ma non c'è più tempo. Fischia 3 volte Federico Isu di Cagliari, è finita al Walter Frau di Ghilarza, ha vinto per 2-0 la squadra di Ivan Cirina. Decisiva la doppietta su calcio di rigore realizzata da Mattia Caddeo al 10° e al 31° minuto. Con questi 3 punti il Ghilarza sale a quota 37 in classifica, rimane invece a 23 il Bosa. Io ringrazio Andrea Fardis per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa sfida dal Walter Frau di Ghilarza. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Ghilarza 2, Bosa 0. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Directasport.it.